Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo. Celebrazioni in tutta la regione per il 25 aprile. Il governatore Mario Oliverio a Ferramonti di Tarsia visita anche il cimitero dei migranti. Mentre si avvia il blocco delle assunzioni, nelle strutture sanitarie della regione si autorizzano le cosiddette prestazioni aggiuntive. Viene cioè chiesto ai medici in servizio di coprire turni scoperti, soluzione tampone che costa 60 euro all'ora. È stata trovata l'auto dei 2 allevatori scomparsi da Petira Policastro nel giorno di Pasqua. Il SUV era bruciato, nessuna traccia di Rosario e Salvatore Manfreda. Sgominata una banda dedita ai furti nelle gioiellerie. 3 persone sono state arrestate dalla polizia di Polistena e di Salerno, i malviventi individuati grazie ai social. Arrestato un 30enne in Reggio Calabria che faceva regali ai ragazzi per poi abusarne. Anni di violenze nella Locride e poi nel Bresciano. Scelti dalla giuria finalisti del premio Caccuri, si tratta di firme prestigiose del panorama culturale italiano. La premiazione è il 10 agosto. Domani al Vigorito di Benevento il Cosenza tenterà di rimanere in corsa per i play-off. Braglia ci prova, Bittante dice sognare non costa nulla. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque ampia pagina dedicata ai festeggiamenti per il 25 aprile. A Cosenza, in provincia, è stato scelto questa mattina per la celebrazione della festa della liberazione il campo di prigionia di Ferramonti di Tarsia, scenario dove il presidente della regione Calabria ha partecipato a questa importante manifestazione. Poi ha visitato anche il cantiere del cimitero dei migranti. Sentiamo. Il 25 aprile è il giorno in cui ogni anno in Italia si celebra la festa della liberazione dal nazifascismo, avvenuta nel 1945. In Calabria il simbolo della festa della liberazione è l'ex campo di internamento di Ferramonti di Tarsia, dove si è tenuta la tradizionale cerimonia di commemorazione. Il 25 aprile di quest'anno è una giornata storica perché a poca distanza da Ferramonti sono partiti i lavori per la realizzazione del cimitero dei migranti, una grande opera di civiltà finanziata dalla regione che vuole mostrare al mondo intero il vero volto della Calabria, una terra generosa, solidale e accogliente. Tarsia è simbolo della Calabria che accoglie, lo è stata durante il fascismo, lo è stata con la liberazione, non a caso Ferramonti è qui a Tarsia, lo è oggi con la realizzazione del cimitero dei migranti, appunto, che è un luogo che accoglie tanti uomini e tante donne che nella loro traversata verso la speranza purtroppo lasciano la vita. Ed è un simbolo quest'altro che si coniuga con quello del 25 aprile, non a caso è stato ideato qui, concepito qui e si sta realizzando qui, perché appunto è il simbolo del rispetto della dignità umana, è il simbolo del rispetto soprattutto in questa fase di milioni di uomini e di donne che sono costretti a fare le traversate del Mediterraneo, perdendo spesso la vita, e anche quando si perde la vita bisogna rispettarne la dignità. Il cimitero internazionale dei migranti, la più grande opera umanitaria legata alla tragedia dell'immigrazione, sostenuta e finanziata dalla Regione Calabria, è stata fortemente promossa da Franco Corbelli, leader del movimento diritti civili. Il richiamo al rispetto dei valori della libertà e della democrazia, questo il messaggio che ha caratterizzato le celebrazioni per la festa della liberazione a Catanzaro. Vediamo. Una festa di tutti gli italiani, di cui essere orgogliosi. Il prefetto Francesca Ferrandino ha definito così le celebrazioni del 25 aprile durante la cerimonia tenuta in piazza Matteotti a Catanzaro. La manifestazione ha seguito il classico protocollo con l'aggiunta di un elemento simbolico molto significativo, la deposizione di una corona di fiori da parte dei ragazzi della consulta studentesca provinciale sotto il monumento dei caduti. Per la verità ricordiamo il riscatto del popolo italiano che inizia dall'8 settembre, continua con il 25 aprile e getta le basi per la redazione della nostra Bibbia laica, che è la Costituzione. È la festa di tutti, ma dico proprio di tutti gli italiani, che soltanto la cultura ci rende migliori e quindi da italiani dobbiamo essere tutti quanti contenti e orgogliosi di festeggiare insieme questo giorno. I ragazzi della consulta degli studenti deporranno la corona al monumento dei caduti proprio per testimoniare l'importanza della cultura. Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità militari, civili e religiose di Catanzaro. Sono ricorrenze non solo formali ma sostanziali, sono date nelle quali bisogna rammentare la fine di un incubo nazionale
per quella che è stata giustamente definita dal Capo dello Stato una rinascita, un risorgimento, perché effettivamente la nazione in quella data ha incominciato a ricostruire quello che oggi siamo. E sempre nell'ambito delle celebrazioni per il 25 aprile ci spostiamo adesso a Vibo Valentia. Anche a Vibo Valentia il 25 aprile è stato celebrato con una solenne cerimonia alla presenza delle massime autorità militari e civili, con i rappresentanti dei diversi comuni del Vibonese con in testa i sindaci, il presidente della provincia ed i rispettivi gonfaloni. Al loro fianco, con i loro lambari, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e degli insigniti al merito della Repubblica. Ma quest'anno la celebrazione ha avuto anche un sapore diverso. Infatti, a presiedere la cerimonia, che come ogni anno si è svolta nella piazza 24 maggio, dove è issato il monumento ai caduti della Grande Guerra, è stato il prefetto vicario Eugenio Pitero, evidente conferma della fase intermedia che sta vivendo l'ufficio territoriale del governo di Vibo Valentia, per il fatto che il prefetto in carica, Giuseppe Gualtieri, ha già salutato la popolazione avendo raggiunto il limite della pensione, per cui si è in attesa, proprio a partire dall'imminente mese di maggio, della nomina del nuovo prefetto da parte del Consiglio dei Ministri. Comunque sia, la cerimonia ha vissuto puntualmente i suoi momenti di maggiore coinvolgimento, con la deposizione della corona al monumento ai caduti e la lettura della preghiera alla patria. Sentita e partecipata anche dalla popolazione, con la significativa presenza soprattutto degli studenti, il ricordo del 25 aprile ha rappresentato anche quest'anno un momento di rievocazione e di riflessione nel ribadire i concetti fondanti della nostra Repubblica ed il senso di quella che viene definita la festa della liberazione. E Bella Ciao è la canzone simbolo della Resistenza, la ascoltiamo riarrangiata in un video musicale di Marlene Kunz e Skin che è stato girato a Riace. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao. Rilettura in chiave rock di Bella Ciao, il brano dei Marlene Kunz esce oggi nell'anniversario del 25 aprile in digitale. Le sonorità della band piemontese in collaborazione con Skin, girato a Riace, e il cui ricavato sarà devoluto al paese della Locride, simbolo dell'integrazione attraverso l'associazione Stato il Vento Artisti per Riace. La canzone popolare simbolo della Resistenza 74 anni fa, il cui autore sconosciuto si adegua alle sensibilità musicali del nuovo millennio. Resta lo stesso significato la resistenza, resilienza nei confronti, hanno spiegato recentemente gli stessi musicisti, di una deriva portatrice di tensioni. Nel video colpisce la successione dei luoghi, dei volti che sono diversi, adulti, bambini, giovani e donne, età e etnie diverse in cui tutto è in armonia. Il sogno è il segno della convivenza possibile, l'utopia del futuro, gli artisti da sempre visionari e ribelli. La melodia del tempo nuovo si innesta sulle radici della storia per narrare le emergenze attuali. Un 25 aprile in cui probabilmente sentiremo cantare Bella Ciao anche i ragazzi che non hanno vissuto né studiato la Resistenza. Si riapproprieranno probabilmente attraverso la semplicità e l'immediatezza di una canzone in rete della memoria italiana. Sotto l'ombra di un bel fiore. Cambiamo argomento, parliamo di sanità e dei paradossi della sanità calabrese, che si avvia da un lato al blocco del turnover delle assunzioni nelle strutture sanitarie, sapete, per le questioni relative al debito della sanità calabrese, quindi alla riorganizzazione, dall'altro invece si autorizzano le cosiddette prestazioni aggiuntive, ossia viene richiesto ai medici in servizio di coprire i turni scoperti, soluzione tampone che però ha un costo abbastanza elevato, 60 euro all'ora. Sentiamo. Ci sono cose che nel nostro sistema sanitario appaiono inspiegabili. A cosa ci riferiamo? Presto detto, ci si avvia al blocco delle assunzioni, pur se le condizioni in cui versano le nostre strutture sanitarie in termini di personale sono sotto gli occhi di tutti. Si taglia e non si assume per riequilibrare i costi. La soluzione non è condivisibile perché il peso ricade sulle spalle dei cittadini, ma nel mentre si impedisce agli ospedali di dotarsi di una pianta organica necessaria per rispondere alle istanze degli utenti, si consente
consente ai direttori generali di attivare, chiamiamola così, un'operazione tampone, vale a dire le cosiddette prestazioni aggiuntive, e cioè viene chiesto ai medici di sopperire alla carenza, coprendo turni di servizio altrimenti scoperti. Ebbene, questa soluzione tampone ha dei costi. E che costi? Basti pensare che le prestazioni aggiuntive vengono retribuite con la cifra di 60 euro ad ora. Ma quante prestazioni aggiuntive i direttori delle aziende ospedaliere sono costretti a richiedere ogni giorno per far funzionare gli ospedali in Calabria? E quanto denaro si spende? Insomma, da una parte si bloccano i concorsi per risparmiare, dall'altra invece si consumano migliaia e migliaia di euro solo per attivare soluzioni tampone. Ma dov'è la logica? Diventa difficile immaginare che si possano far quadrare i conti e ottimizzare il servizio se si continuerà ad agire in maniera schizofrenica. Ma questa è la Calabria, o meglio, è il destino della Calabria. La pagina della cronaca, intanto è stata trovata l'auto dei 2 allevatori scomparsi da Petilia Policastro nel Crotonese nel giorno di Pasqua. Il SUV era stato bruciato, ancora nessuna traccia però di Rosario e Salvatore Manfreda. Le ricerche vanno avanti. Quarto giorno di ricerche a Petilia Policastro, ancora nessuna traccia però di Rosario e Salvatore Manfreda, padre e figlio, scomparsi dallo scorso 21 aprile. Il fuoristrada dei 2 allevatori è stato trovato a San Mauro Marchesato, nel Crotonese. La vettura era bruciata. La zona viene battuta palmo a palmo, anche con l'ausilio delle unità cinofile. Nelle ricerche sono impegnati anche gli uomini del nucleo elicotteri carabinieri di Vibo. Rosario Manfreda, di 69 anni, e il figlio Salvatore, di 35, sono usciti di casa la mattina della domenica di Pasqua a bordo del loro SUV di colore nero. Da allora sono spariti nel nulla. Le ricerche sono iniziate già la sera di domenica, quando i parenti, non vedendoli rincasare, avevano immediatamente allertato i militari. Ma cosa è accaduto? Che fine hanno fatto i 2 allevatori? Un caso di lupara bianca? Mistero. Padre e figlio, titolari di un'azienda zootecnica, sono incensurati, sono conosciuti in città come persone per bene, dedite solo al lavoro e alla famiglia. Lo scorso novembre un altro allevatore di Petilia Policastro è svanito nel nulla, il 44enne Massimo Bona. Pochi giorni dopo la scomparsa anche la sua auto è stata rinvenuta bruciata in località Castelluccio di Petilia Policastro. Si tratta di episodi collegati, gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, gli inquirenti indagano sulla vita privata di Rosario e Salvatore Manfreda e soprattutto su quella lavorativa, ma i militari non trascurano alcun elemento per risolvere il giallo, a cominciare dal legame di parentela con Vincenzo Manfreda, considerato elemento di spicco della criminalità organizzata locale, assassinato a colpi di fucile nella frazione Foresta di Petilia Policastro nel marzo del 2012. Le indagini vanno avanti. Sgominata una banda che era dedita ai furti nelle gioiellerie, 3 persone arrestate dalla polizia di Polistena e Siderno. I malviventi, tutti campani, sono stati incastrati grazie ai social. Un'indagine social ha consentito agli agenti del commissariato di polizia di Polistena di sgominare una banda dedita ai furti di gioielli. Arrestate 2 donne e il loro autista, tutti residenti in Campania, nella zona del Cilento. Secondo gli inquirenti sarebbero gli autori del colpo da 2.000 euro messo a segno lo scorso maggio ai danni di una gioielleria di Melicucco. Le 2 donne, dopo aver distratto il titolare della gioielleria, erano riuscite ad impossessarsi dei monili, quindi si erano date alla fuga a bordo di un'auto guidata da un uomo che era rimasto all'esterno del negozio con il ruolo di palo. Grazie alla descrizione fornita dal gioielliere e all'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria e degli altri esercizi commerciali presenti nella zona, gli investigatori erano riusciti ad identificare i volti delle donne che avevano perpetrato il furto e l'auto utilizzata per la fuga, una Lancia Delta con targa bulgara. L'analisi della targa attraverso l'utilizzo delle banche dati delle forze di polizia ha consentito agli investigatori di scoprire che l'auto era stata noleggiata da un uomo presso una ditta con sede ad Agropoli. Stesso modus operandi poi per altri furti commessi a distanza di poco tempo e non lontano da quella effettuata a Melicucco e realizzati mediante l'impiego di autovetture noleggiate dalla stessa persona. L'analisi dei social network ha poi consentito di accertare la corrispondenza tra i volti e i nomi di 2 delle potenziali autrici del furto, ma anche un evidente rapporto di amicizia tra le stesse e la relazione sentimentale tra una di queste e l'uomo che aveva noleggiato la Lancia Delta. Attraverso l'acquisizione dei tabulati telefonici è stato inoltre accertato che i telefoni in uso ai 3 nel giorno del furto avevano agganciato le celle telefoniche ubicate nei pressi di Melicucco. Al termine delle indagini la Procura della Repubblica di
Palmi, guidata dal procuratore Ottavio Sferlazza, ha chiesto e ottenuto dal GIP di Palmi la misura cautelare eseguita dagli uomini del commissariato di Polistene e dalla squadra mobile di Salerno. Una brutta storia di abusi su ragazzini apre i nostri 100 secondi di cronaca, regali, telefonini, ricariche telefoniche, vestiti in cambio poi di violenze per anni, iniziate nel 2013 e scoperte per un caso dalle forze dell'ordine che hanno indagato su un'aggressione. Metteva a disposizione delle sue giovani vittime soldi, vestiti e cellulari, poi, approfittando della loro fragilità, cercava di convincerli a sdebitarsi commettendo abusi sui ragazzini tra i 12 e i 15 anni. Un trentenne originario di Reggio Calabria è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di prostituzione minorile, tentata violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. Durante le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Taurianova sono emersi una serie di abusi commessi dal trentenne che da poco tempo era residente nel Pavese, risalenti già al 2013, che sarebbero stati commessi nelle province di Reggio Calabria e Brescia. L'attività investigativa è cominciata dopo una grave aggressione che l'uomo aveva subito a Taurianova e risalente alla primavera del 2017, di cui inizialmente non si comprendeva il motivo e il contesto. Un 26enne è stato arrestato in contrada Cannata a Corigliano Rossano per spaccio di droga. È stato colto in flagranza di reato mentre smerciava della droga in cambio di banconote da 20 euro. La polizia giudiziaria di Corigliano Rossano, insospettita dei movimenti del giovane, ha predisposto un appostamento che ha portato all'arresto. Il giovane si era avvicinato a un'auto per vendere la sostanza, ma gli agenti lo hanno osservato e fermato. Il conducente dell'auto ha cercato di fuggire, ma inseguito e raggiunto è stato perquisito. All'interno dell'autovettura sono stati ritrovati 20 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e pronti per essere ceduti. E di 2 feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel centro abitato di Santa Maria, nel quartiere del comune di Catanzaro. 2 mezzi coinvolti, una Hyundai i20 e un furgone Fiat Ducato. In seguito all'impatto, le cui cause restano al momento sconosciute, il furgone è andato a schiantarsi contro altre 2 vetture regolarmente parcheggiate sul lato della carreggiata. Il conducente del mezzo, preso in cura dal personale sanitario del 118, è stato trasferito in ospedale. Il conducente del furgone è stato invece medicato sul posto. Sul luogo la polizia stradale e la polizia locale, oltre ai vigili del fuoco del comando di Catanzaro, dalla sede centrale, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Incendiato il portone della sede di Forza Nuova a Bonifati. Le tensioni dopo l'annuncio della contromanifestazione per il 25 aprile. Ci sono i segni sul marciapiede e sulla porta delle fiamme che hanno danneggiato la sede di Forza Nuova a Bonifati nel Cosentino. Non è la prima volta che accade, anche nel 2013 le fiamme hanno avvolto questi locali, il rogo divampato nella notte. Hanno provato nuovamente a incendiare la nostra sede, fortunatamente il fuoco non si è propagato fino all'interno, ma poteva scapparci un altro dramma, come è successo qualche anno fa. L'odio che hanno alimentato su Facebook in questi giorni ha contribuito pienamente a combinare questo scempio. La tensione sui social dopo l'annuncio di Forza Nuova di una contromanifestazione per il 25 aprile. Scelti dalla giuria i finalisti del premio Caccuri, si tratta di firme prestigiose del panorama culturale italiano. La premiazione è il prossimo 10 agosto. 8ª edizione del premio Caccuri, riservato alla saggistica. La cerimonia di premiazione in programma il prossimo 10 agosto. In conferenza stampa presentati i finalisti. Si tratta dell'economista Carlo Cottarelli con I 7 peccati capitali dell'economia italiana, edito da Feltrinelli, l'anchorwoman del TG1 Emma D'Aquino con Ancora un giro di chiave, edito da Baldini e Castoldi, l'ex premier e ora docente dell'Istituto di Studi Politici di Parigi Enrico Letta con Ho imparato, edito da Il Mulino, e l'editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco con C'era una volta Andreotti, edito da Solferino. Alla cerimonia presente anche il giornalista Gianluigi Nuzzi, vincitore dell'edizione 2016, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Caccuri. Prendo la prima cittadinanza onoraria, che la leggo come dire, un segno di apprezzamento, di stima per il lavoro fatto, e da parte mia c'è, come dire, la gratitudine per un piccolo paese nella Sila, una perla che, perché la chiamo perla? Perché è un paese che ha alzato la bandiera e il vessillo della cultura.
con le forze che può avere questo piccolo paese, però con una determinazione, una passione che sicuramente non possono essere che contagiosi. Quale il valore della cultura? La cultura è il passepartout che aiuta quella capacità, quello che Darwin definì la capacità di adattamento dell'uomo ai cambiamenti, che è l'unica capacità più fondamentale per migliorare. È il sindaco del piccolo borgo del Crotonese a spiegare il valore dell'evento culturale. Un appuntamento fondamentale, ma credo per tutto il comprensorio, non soltanto per Caccuri. Sicuramente una vetrina importantissima, un volano per quello che è lo sviluppo di tutta la provincia, perché ormai è un premio che attira persone un po' da tutte le parti. Adesso lo sport, il calcio, è partita ufficialmente oggi l'operazione caccia alle streghe per il Cosenza Calcio che ha raggiunto Benevento. Domani sera si giocherà questo anticipo interessantissimo della Serie B. Il Benevento gioca per la Serie A anche diretta, ancora c'è una possibilità. Il Cosenza invece vuole la salvezza matematica e con Braglia e Vittante strizza l'occhio anche ai playoff. Serve un'impresa, ma il Cosenza naturalmente non molla. Lo ha detto il tecnico Piero Braglia, il Cosenza se la giocherà fino alla fine, non soltanto per quel che riguarda la matematica salvezza, ma anche per non avere nessun rimpianto se chi sta su dovesse perdere colpi e favorire l'ingresso nei playoff di chi oggi insegue. Lo ha ribadito, alla vigilia della gara con il Benevento, Luca Bittante, il difensore arrivato a gennaio dall'Empoli e catapultato nell'11 titolare dopo l'infortunio ad Angelo Corsi. Per la salvezza ci siamo quasi, insomma, dai, comunque i risultati e le partite sono a nostro favore. Quello che dobbiamo ottenere, i punti per stare un po' più tranquilli, penso che li abbiamo raggiunti, però non è vietato sognare, i playoff sono a 3 punti, non abbiamo pensieri e dobbiamo andare in campo come abbiamo sempre fatto, cercando di ottenere il massimo risultato possibile. Al Vigorito i Lupi troveranno una squadra in salute che ha ancora qualcosa da dire in chiave promozione diretta. È una partita difficile, soprattutto perché loro sono una corazzata e cerchiamo di andare in campo e ottenere il massimo risultato, stando accorti, belli intensi, non dobbiamo mollare un centimetro. Altro scenario al Penso di Venezia, dove si giocherà sabato in tutti i sensi, con l'acqua alla gola. Il Crotone galleggia a un passo dalla zona play-out, il Venezia rischia di affondare. Sono punti pesanti in palio, forse decisivi. Mario Sampirisi è uno dei reduci della massima serie che meglio ha interpretato la stagione in cadetteria. Mancano 4 finali. 4 finali che dobbiamo affrontarle con la testa giusta, la cattiveria giusta, tutte componenti che sono importanti e ci fa capire che ci aspetta un gran finale. Stiamo facendo un grandissimo giorno di ritorno, ma non basta perché siamo ancora lì e dobbiamo fare ancora meglio nelle ultime 4 partite. Contro Venezia si aspetta una gara difficile, una partita tosta, vedendo anche loro. E l'affronteremo con la consapevolezza della nostra forza. Sarà una partita difficile, ma come tutte le altre. Trasferte diverse e adesso il meteo. Temperature nettamente sopra le medie del periodo nelle prossime ore, a causa di un richiamo di correnti africane che anticipano una perturbazione in arrivo nel fine settimana, che farà sentire i suoi effetti principalmente al centro-nord della penisola. Domani cielo velato su tutta la regione, con temperature al di sopra della media e massime diffuse oltre i 20 gradi. Domani mosso il Tirreno, molto mosso lo Ionio, eccetto il Golfo di Corigliano, dove risulterà poco mosso, venti deboli a regime di brezza. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci e buona serata.